Buonasera e ben trovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con una notizia che arriva da Cuvio. Un uomo di nazionalità tunisina, ubriaco e armato di coltelli, ha devastato la sede della Croce Rossa ed è stato bloccato dai carabinieri. Il servizio è di Riccardo Prando. Ha devastato la sede della Croce Rossa, ha minacciato i presenti con dei coltelli e ha finito col ferire solo se stesso. Il fatto accaduto ieri sera a Cuvio ha avuto quale protagonista un giovane tunisino completamente ubriaco. Un episodio isolato? La popolazione si interroga, ma il sindaco Luciano Maggi, appena eletto alla guida del piccolo comune in Valcuvia, getta acqua sul fuoco e assicura che mai in passato ci sono stati problemi tra la popolazione locale e la componente extracomunitaria, per la verità sempre più numerosa. Esiste una buona integrazione, afferma il primo cittadino, e il vizio dell'alcol, in fondo, può coinvolgere purtroppo anche nostri connazionali. Tra qualche ora, notte prima degli esami per 6.475 studenti della provincia di Varese. Domani è in programma infatti la prima prova di italiano dell'esame di maturità. Sentiamo Sara Giannini, le immagini sono dell'agenzia Blitz. Oggi, martedì 18 giugno, per quasi 6.500 studenti della provincia è la temutissima notte prima degli esami. La maturità sarà come quella dell'anno scorso, con 2 prove scritte e il colloquio orale. Il temibile quizzone, invece, è stato archiviato definitivamente nel 2018. Domani si parte con la prima prova di italiano, uguale per tutti, per la quale sono a disposizione 7 tracce. Giovedì si prosegue con la seconda prova, che varia in base alle materie di indirizzo. Per quanto riguarda l'analisi del testo, sono stati fatti i nomi di D'Annunzio e di Ungaretti. Poi quest'anno ricorrono anniversari importanti per l'Italia, come gli 80 anni dello sbarco in Normandia e i 60 dal disastro del Vajont. Non si esclude una traccia su Facebook, che compie 20 anni, o sulla violenza sulle donne. Potrebbe essere proposta una riflessione sull'Unione Europea, tanto più che per molti maturandi il voto per le elezioni europee è stato il primo della vita. Dopo gli iscritti si svolge il colloquio, in cui saranno importanti l'educazione civica e i collegamenti interdisciplinari. Il voto finale dell'esame di Stato è espresso in centesimi, il punteggio massimo è 100, il minimo 60. Per i ragazzi è un momento di ansia e preoccupazione, ma come ha commentato il preside del liceo Ferraris, è un esame che va affrontato con serenità. A Varese ultimi lavori in via Tasso. Dopo il completamento della rete fognaria e l'asfaltatura, la strada verrà riaperta come promesso all'inizio dell'estate e questa volta definitivamente. Il servizio è di Linda Borghetto con le immagini dell'agenzia Blitz. Chiusura di via Tasso a Varese causa lavori. A partire da lunedì 24 giugno fino a martedì 9 luglio verrà istituito il divieto di transito nel tratto di strada soggetto alle attività di ultimazione della rete fognaria e di asfaltatura. Sarà consentito il passaggio solo ai mezzi di soccorso, alle forze dell'ordine e ai veicoli dei residenti nel tratto interessato, compatibilmente all'avanzamento dei lavori di scavo. A causa dell'intervento, anche il trasporto pubblico locale subirà una variazione, in particolare per quanto riguarda la linea A. Uno specifico collegamento dalle fermate di via Fe, via Maggiore, via Tasso e via De Amicis servirà al rione di Capolago, sovrapponendosi alla linea B nella risalita in città, tramite la provinciale del Lago e via Corridoni, raggiungendo poi il centro e la stazione FS. Le partenze da Capolago avverranno al minuto 05 di ogni ora, le partenze dalla stazione FS al minuto 29 di ogni ora. Gli orari della linea A sulla tratta di via Gasparotto verranno provvisoriamente modificati e saranno disponibili sul sito in virtù della modificazione nell'impostazione del servizio. Andiamo ora a Lesa, in provincia di Novara, Lago Maggiore sicuro grazie alla Guardia Costiera, che in un anno ha soccorso 104 persone. Ci racconta tutto Maurizio Roberto. 326 missioni complessive di cui 70 di soccorso, oltre 6.000 miglia percorse, 736 ore di attività, 104 persone soccorse e 51 mezzi assistiti. Sono alcuni dei numeri dei servizi della Guardia Costiera del Lago Maggiore presentati lunedì a Lesa ai sindaci del territorio da Pietro Pellizzari, direttore marittimo della SEE di Genova, riguardo l'attività svolta nel periodo dal 1 giugno 2023 al 31 maggio 2024.
Abbiamo ricevuto 331 chiamate di emergenza, ha detto. Sono stati effettuati 335 controlli di polizia marittima, contestati 50 illeciti amministrativi. Il personale ha eseguito nel periodo 188 controlli in materia di pesca, rilevando 22 illeciti amministrativi. Sono stati sanzionati anche 2 illeciti amministrativi in materia di diporto, con il sequestro di una barca per mancanza di assicurazione. Abbiamo poi effettuato 40 controlli in materia ambientale, riscontrando un illecito amministrativo. Numeri importanti per le 17 unità della Guardia Costiera a distanza ormai annualmente a Lesa. Economia. La cultura porta turismo e lavoro. A dirlo ieri all'Assemblea annuale di Confindustria Varese l'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso, intervistata da Emanuela Spagna. Le immagini sono dell'agenzia Blitz. Confindustria Varese sta puntando molto anche sull'aspetto culturale, ha parlato di cultura, la cultura sta diventando sempre più centrale anche nelle politiche del nostro territorio e della nostra provincia, questo non può che farmi piacere. Regione Lombardia è a disposizione anche dei nostri imprenditori per collaborare alla promozione e alla valorizzazione del nostro territorio. Cultura significa poi attrattività per il territorio, e così, quindi benefici su larga scala. È così, c'è proprio una dimostrazione che la cultura porta degli introiti importanti sui territori, porta turismo culturale e quindi porta anche promozione del nostro territorio, quindi il fatto che se ne parli, se ne stia parlando sempre più spesso di cultura è assolutamente un dato positivo. Grazie. Andiamo ora a Busto Arsizio, dove ieri sera è stato inaugurato il primo teatro di posa per il cinema in provincia, a conferma di una vocazione della città in questo campo. Era presente anche il sindaco Emanuele Antonelli. Il servizio è di Laura De Fendi. Che effetto le fa vedere questi ragazzi che studiano, diventano professori, diventano imprenditori, ma portano sempre Busto nel cuore? Per un sindaco è fantastico. Questo ragazzo Ciro arriva dalla Puglia, è venuto qua, si è messo a studiare, ha studiato bene e adesso ha trovato il lavoro, ha aperto questo magnifico posto e parla benissimo di Busto. Un sindaco cosa vuole di più? È innamorato di Busto. Aveva detto l'anno scorso al BAF che avrebbe portato anche il mare a Busto. Lo possiamo portare attraverso il cinema, la possiamo inventare. Beh, c'ho ancora 3 anni, quindi magari adesso vediamo come fare. No, a parte gli scherzi. Oggi siamo qua per questa inaugurazione di questo posto, un posto nuovo che a Busto non c'era, ma direi in tutto il Varesotto probabilmente non c'è, quindi auguro a Ciro tanta fortuna, lui la passione ce l'ha e quando c'è la passione tutte le cose vanno bene. E lui ha detto che si alza al mattino e va volentieri a lavorare, anzi non dice a lavorare perché questo per lui è una passione. Ecco, allora gli auguro di alzarsi ogni mattina e di far migliorare di giorno in giorno questo posto meraviglioso. Busto mancava, adesso c'è anche questo, grazie a Ciro. Infine lo sport. Basket Varese perde i pezzi con Moretti che va a Venezia e con Mannion tentato dalla Turchia. Sentiamo Giuseppe Sciascia, le immagini sono dell'agenzia Blitz. Il mercato dell'uscita si avvicina al momento decisivo in casa Varese. Il 30 giugno, termine dell'escape per Nico Mannion, Davide Moretti, Gabe Brown e Sean McDermott è sempre più prossimo e sembra vicina a farsi registrare la prima defezione del parco di giocatori sotto contratto con la formazione biancorossa. Davide Moretti è un passo dall'accordo con Venezia, non c'è ancora la fumata bianca definitiva con relativo pagamento di 30.000 euro di clausola rescissoria previsti dall'accordo in essere, ma la direzione del giocatore ex Pedro sembra presa verso l'ambiziosa Reyer con la relativa vetrina di Eurocup. Per gli altri giocatori è ancora tutto in sospeso, solo sirene, senza offerte concrete per il momento per Nico Mannion da parte dei turchi del Başakşehir, squadra ambiziosa di Eurocup che potrebbe mettere nel mirino il Red Mamba. Al momento nulla risulta ancora al front office biancorosso che nel caso di proposta per Mannion convincente per il giocatore dovrà comunque trattare il buyout non previsto dal suo contratto con uscite soltanto per Eurolega NBA. Ora le anticipazioni di quello che potrete trovare sulla prealpina di domani in edicola e in edizione digitale. Passo la parola al collega Marco Raimondi. Grazie Paolo, la guerra in Ucraina continua con il suo carico di violenza. A Varese viene portata un'ambulanza crivellata dai colpi per ricordare alla gente che quel popolo è in pericolo e per avviare una raccolta fondi. Lo spiega Adriana Morlacchi sul giornale di domani. Il mercoledì è il giorno del focus di Rosy Brandi, intitolato Chi dice donna. Su Prealpina di domani l'intervista all'imprenditrice galleratese
Luisa Parasacchi. Sempre in tema economico prosegue il dibattito dopo l'Assemblea Generale di Confindustria della provincia di Varese. Il presidente Roberto Grassi sottolinea: il nostro territorio è una boutique che deve aprirsi al mondo. L'approfondimento è di Emanuela Spagna. Infine Luigi Crespi spiega tutto sul Rugby Sound che inizia tra una settimana a Legnano. Ben di punta il Placebo. Grazie Marco, e si conclude così il nostro telegiornale. L'informazione di prealpina.it torna domani alle 19. Buona serata.